Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Alla Riga Monticeppi va in scena la sfida tra Calcio Lecco e Fiorenzuola. La squadra di Luciano De Paola vuole continuare la propria corsa, una serie positiva all'arrivo di mister De Paola, 15 punti in 9 gare. La squadra di Tabbiani, che è un ex di giornata, invece vuole riprendere una corsa nel tentativo di risalire la china in classifica. E sono proprio gli emiliani a giocare il pallone al 9° minuto con il cross dalla sinistra. Buca la difesa del Lecco. Mastroianni, anche lui ex di giornata, prova una prima conclusione, poi arriva il gol di Stronati sulla seconda palla. Difesa del Lecco immobile. Il numero 8 in maglia rossa va a realizzare il gol del vantaggio per gli ospiti. Non sono passati nemmeno 10 minuti, il Lecco è già sotto. Cross da sinistra. Bucano i due centrali, l'appuntamento con il pallone. Mastroianni si fa trovare, è pronto, ma il pallone viene ribattuto e poi Stronati, il più lesto di tutti, dal limite dell'area, a insaccare alle spalle di un incolpevole Pissardo. 1-0 Fiorenzuola, l'esultanza dei giocatori di Tabbiani. L'Ecco però che può recriminare su una fase difensiva non proprio esaltante in questa occasione. 20° calcio di punizione, Giudici va con la battuta diretta in porta, non la trattiene Battaiola e Simone Ganz è lestissimo come sempre al limite dell'area piccola a insaccare gol del pareggio per il numero 9 in maglia blu celeste. Si tratta del 5° gol nelle ultime 4 partite. Scatenato Ganz. Rivediamo Giudici. Battaiola non è sicuro, è eufemismo, sulla respinta, e Ganz davanti a tante maglie rosse è il più lesto di tutti a insaccare, va a esultare sotto la Nord, sotto i suoi tifosi, l'attaccante del Lecco. 1-1. È durato solo 10 minuti il vantaggio del Fiorenzuola. Lecco che riesce a rimettere subito sui binari del pareggio il match. Giudici, ancora la punizione, questa volta va dritto in porta, pericoloso. Battaiola non si fida, smanaccia sotto la traversa. 34°. Scatenato Luca Giudici a destra, non lo prendono quasi mai, così come Buso dall'altra parte. Dentro il pallone per Ganz che segna, ma si alza la bandierina fuori gioco se c'è, millimetrico o comunque di poco. Ma ancora una volta bella l'azione di Giudici che si fa a 70 metri palla al piede, poi Ganz sì, probabilmente al di là della linea difensiva del Fiorenzuola, ma di poco. In ogni caso il numero 9 del Lecco sempre al posto giusto, questa volta al momento leggermente sbagliato, ma il Lecco c'è e chiude molto meglio del Fiorenzuola la seconda parte del primo tempo. Cambio di gioco di Kraja, bello, da destra verso sinistra. Buso che trova finalmente una maniera titolare, lo stop poi fa secco il numero 88 Fracassini, realizza il gol del 2-1. Il Lecco completa la rimonta in pochi minuti, ma Buso qui che va a festeggiare, poi si prenderà anche il giallo per questa sua arrampicata sulla rete della curva nord. Realizza un gol straordinario di grande fattura tecnica, lo stop cerca di chiuderlo Fracassini, viene saltato secco col tunnel. Buso va via di prepotenza, poi scarica sotto l'incrocio un interno destro, tutto bellissimo, e l'Ecco va avanti 2-1. 40°, la rimonta della squadra di De Paola, tutta nella prima frazione di gioco. Il cross dalla destra respinge la difesa del Lecco, poi Zunno prova, Di Marco gioca il pallone, il cross, il colpo di testa di Stronati, e c'è il miracolo di Pissardo e fa un autentico miracolo col colpo di Reni all'indietro. Salva ancora il risultato, come capita spesso al portierone blu celeste. Sul 2-1 il Lecco con i cambi cerca energie nuove, sempre Giudici però scatenato sulla destra, il tiro in diagonale
non va lontano dal palo alla destra di Battaiola. 88esimo il Lecco col calcio di punizione, colpo di testa. Poi Nesta è entrato dalla panchina anche lui. Bello l'esterno per Petrovic, altro subentrante. Petrovic sfida nell'1 contro 1 e va via l'avversario, mette dentro, c'è una deviazione e poi Filippo Lora fa il 3-1 anche lui. È entrato a partita in corso, trova la prima gioia stagionale. Filippo Lora va a esultare sotto la tribuna. Grande gioia per il numero 5 bluceleste, che segna un gol bello e importante. Chiude la partita 3-1. Sono 3 punti pesanti per agganciare il quinto posto per la formazione di Luciano De Paola, che prosegue la sua striscia positiva. Rivediamo, la confezionano questa azione tutti i giocatori subentrati dalla panchina. Lora batte la punizione, poi colpo di testa di Nesta che va anche sulla seconda palla, arriva per primo, poi con l'esterno scarica sulla destra dove c'è Petrovic in posizione di ala. Petrovic sfida e supera Varoli di forza, mette dentro un pallone interessante, la deviazione della difesa del Fiorenzuola al limite dell'area, ben appostato Filippo Lora, grande reattività per il 5 bluceleste ed è 3-1, partita di fatto messa nel congelatore per il Lecco. Passa il recupero, sono 6 minuti, non succede più niente. Il Lecco vince, batte 3-1 il Fiorenzuola a Riga Monticeppi. Un'altra partita positiva dopo l'arrivo di De Paola in panchina. Il Lecco ha decisamente cambiato marcia.